Ciao cari Veneti. Sempre che sentimo le storie intorno delle nostre prime divinità, i dei Veneti, le massa comune pensare che la dea Ressia era l'unica che luri adorea, ma ovviamente non era così. I Veneti portavano con luri un panteon di dei che isera adorà rento dei boschi, in dea natura, era questi i posti che gli antichi Veneti usea come templi. E perché sono driu di scorrere sulle nostre raize, perché senza raize non siamo niente, assolutamente niente. Una storia non scommessa in mezzo, ma sì all'inizio. Ciao Fernando e ciao agli amici del Brasile. Ti farò un appunto su Taran o Taranis. In realtà è un nome di una divinità celtica, perché l'ho usata per un saluto con delle parti venetiche, solo per un motivo estetico. Però bisogna anche dire che le divinità celtiche potrebbero avere a che fare con l'antico culto venetico, in quanto molte aree celtiche prima erano venetiche. Purtroppo nel Veneto molte divinità si sono perso perché i veneti non adoravano gli dei dentro templi di roccia o di pietra come i romani, ma nelle selve, nella natura, per cui gran parte delle divinità si è scomparse. Taranis lo usa come derivazione di una cultura indoeuropea comune. Pensa solo alla dea Reizia, non era solo una dea unica, era una che incarnava molte divinità, anche una triplice dea. Pora, Sainati e Ludera erano altri nomi di Reizia, dove Pora significa la signora degli animali della natura, Ludera colei che libera gli uomini, e i Sainati una dea di guarigione, una dea che sanifica i corpi. Il pare regno del vento per sondarsi a voi altri dei per accompagnare la Reizia. I Veneti dagli classici venivano chiamati iperbori, cioè provenienti dal nord profondo, da cui si doveva sviluppare i Veda, probabilmente, i testi sacri degli indiani e divinità vediche che ha molteplici facce. In realtà i Veneti antichi, soprattutto della zona baltica, gli adoravano un dio che si diventava una divinità slava che si chiamava Perkunas, il dio dei fulmini dei Veneti, da cui probabilmente deriva anche il Taran, se ti metti Taran, Tarun, Perun. Per questo che utilizza il nome di Taran, una divinità da tre facce del Veneto Adriatico, quello da cui ti viene anche a te, sarebbe stato famosissimo Trimusiate con tre facce, in cui mi piace pensare che fosse un Taran, come nelle formule usate per gli altri popoli. Come ti avevo detto, nel nordico, la trinità nordica Odin, Vili e Ve, in quella celtica Esus, Teutates e Taranis, dove Teutates è la base del Teuta, che significa anche tribù venetica. In un tempo dove l'identità europea ovviamente la si minaccia ogni minuto da tutti i lati, da parte della media, dai politici, da altri popoli chi crede che la sua cultura bisogna essere tenesta, dall'insegnamento che viene dalle scuole, da parte dello Stato, infine nemiche che non che manca. In questo tempo le P che un cognier che l'Europa e anche gli europei che si sparpagnano in mondo come noi altri qua in Brasile abbracciamo l'origine indoeuropea del nostro popolo, è questo che vuol dire quello che il nostro sangue è europeo. Che capemo porta qua, la se devo andare a ciel, pare il regno del vento per sondarsi a voi altri